parola di questa domenica parla del regno di Dio. Il profeta Ezechiele lo immagina in termini grandiosi, come un grande impero che dominerà tutti i regni della terra. Per Gesù, invece, il suo regno non sarà maestoso e appariscente come un cedro, ma simile all'arbusto della senape, una pianta comune e per niente appariscente. Inoltre, non si troverà su un monte altissimo come il cedro, ma crescerà ovunque e senza attirare l'attenzione. Due prospettive completamente opposte, ma che offrono entrambe riparo agli uccelli. Una bella immagine per indicare la pace che il regno di Dio assicura a tutti gli uomini. Una pace però quella offerta da Gesù, frutto del servizio e dell'amore e non del potere e del dominio. E noi che regno di Dio vorremmo? Forte come il cedro o umile come la pianta di senape? La parola ci annuncia che il regno è vicino, è una realtà terrena, quella che stiamo già vivendo ora. Ognuno di noi quindi è chiamato a vivere responsabilmente, giorno per giorno, nel proprio piccolo, il regno di Dio. Allora ci chiediamo, le nostre azioni, i nostri modi di essere in famiglia, al lavoro, con i vicini di casa, con gli amici, rispecchiano l'amore del Padre oppure la superbia e la prepotenza dell'uomo? Che bello poi pensare ad ognuno di noi come dei granelli di senape che si lasciano prendere dalla parola di Dio. Essa agisce nonostante la nostra pochezza umana, i nostri limiti, le nostre titubanze. Ha una condizione però, che ognuno dica sì al Signore ogni giorno, lasciandolo agire su di sé. Il regno di Dio quindi è Dio che regna dentro di noi. E allora il mondo cambia nella misura in cui ognuno di noi cambia perché è consapevole dell'amore del Padre. Il mondo diventa vero e giusto nella misura in cui noi diventiamo veri e giusti. Il mondo diventa fraterno se noi diventiamo fraterni. Buona domenica. Buona domenica a tutti.